Piero Rollo e Juan Cárdenas di fronte allo stadio di Cagliari. Lo spagnolo ha sfidato il pugile sardo, detentore del titolo europeo dei Gallo. 35.000 spettatori attorno al ring per incitare il campione isolano. All'inizio Cárdenas appare aggressivo nell'intento di accumulare punti preziosi. È ben preparato e cerca il colpo di sorpresa. Ma Rollo ha il suo piano di combattimento. Contiene la sfuriata dell'avversario controllando i suoi veloci destri. Guadagna tempo prezioso. Passa deciso al contrattacco. Ora sul ring comanda lui. Il mobilissimo spagnolo cerca di ribattere. Calmo, il sardo mantiene su di lui una lieve superiorità. Il campione gioca ai margini della sicurezza. È un sistema pericoloso con quell'avversario testardo che non molla mai. Negli ultimi rounds Rollo accelera la sua azione e mette Cárdenas in difficoltà. Si sente sicuro della vittoria, mentre l'arbitro svizzero non è di questo parere. Dà un verdetto di parità che premia l'aggressività dello spagnolo. Piero Rollo resta campione d'Europa, ma la mancata vittoria gli lascia la bocca amara.